Anche quest'anno la Festa dei Popoli ha dato qualcosa di particolare, ma soprattutto da sottolineare, Presidente, che si festeggia il Genetliaco in occasione anche dell'entrata in funzione del cosiddetto progetto GECT, dunque Gorizia Città d'Europa. Si può dire, Ison de Francesco Giuseppe. Posso rispondere che Gorizia è sempre stata una città d'Europa. I confini tracciati a tavolino portano sempre sventura. E i confini devono essere fatti con il consenso delle genti e questa gente del goriziano da secoli ha una cultura che non ha confini. Quindi questa festa Gorizia ha un significato profondo. Se lei guarda alle mie spalle c'è Montesanto, che è il santuario di Gorizia, oggi è in Slovenia, ma che differenza fa? È sempre il santuario di Gorizia. Io credo che questa città oggi può lanciare un messaggio. Portare avanti la vera cultura per fare la fratellanza, quella non scritta sulla carta. Quella dei popoli, delle reali identità di questo meraviglioso mosaico che è questa grande patria europea. E questa festa serve per questo. Questo è il messaggio che da diversi anni, da questa festa, noi cerchiamo di far comprendere e da lanciare. Sembra che qualcuno cominci a capire, anche perché alternative non ce ne sono. Arrivederci al 2013. Arrivederci al 2013, chissà con quali novità.